La sicurezza si garantisce anche con la diplomazia, quindi credo che sia giunto il tempo di arrivare a un cessate il fuoco sia a Gaza sia in Libano. È chiaro che devono essere poi liberati gli ostaggi israeliani. Nel frattempo le forze UNIFIL devono rimanere come cuscinetto tra Israele e Libano per presidiare il confine tra i due paesi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani a Padova per partecipare all'università ad un incontro sul tema delle strategie della pace in tempo di guerra parla di Medio Oriente. L'Italia con l'iniziativa Food for Gaza sta inviando 60 tonnellate di alimenti per i civili stremati dai bombardamenti. In tema di politica estera Tajani parla anche delle elezioni americane. Gli USA restano alleati a prescindere da chi sarà il prossimo presidente. È importante che nessuno dei due, una volta vinte le elezioni, giri la testa e non segua la parte del mondo dove c'è grande tensione, e non soltanto Ucraina e Medio Oriente, ma anche Mediterraneo e Africa. Bisogna avere una strategia comune, NATO, Unione Europea e G7. Sul tema dell'immigrazione Tajani ha sottolineato l'efficacia della politica del governo nella gestione dei flussi migratori. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nel Mediterraneo, meno 62, meno 63% quest'anno, quindi vuol dire che la politica del governo ha funzionato. Aumentano i migranti regolari, che sono quelli che vengono a lavorare nel nostro paese, devono essere trattati come tutti gli altri cittadini italiani che lavorano. Guardando all'Italia, Tajani ha ribadito la contrarietà al terzo mandato per i governatori. Il terzo mandato non esiste, bisogna in democrazia anche avere un'alternanza, non solo politica, è giusta l'alternanza, ma anche di persone. 2 mandati mi sembrano sufficienti. Noi abbiamo detto che proporremo ai nostri alleati al momento opportuno i migliori nomi possibili. Tosi certamente ha vanta esperienza amministrativa. E sul tema dell'autonomia? L'autonomia deve essere qualcosa di positivo, non qualcosa di negativo. Le regioni non possono sostituirsi allo Stato, le regioni devono fare ciò che è di loro competenza. Per quanto mi riguarda, il commercio internazionale non può essere complessivamente una competenza delle regioni.